Adesso andiamo in montagna, nella riserva naturale della Val Alba, in comune di Moggio Udinese, dove oggi si è celebrata una festa nel segno dell'acqua. Occasione per promuovere e per parlare di natura, di sport e di turismo. Armando Mucchino. Quella della Val Alba, 3.000 ettari in comune di Moggio Udinese, è l'ultima nata tra le riserve naturali della regione. Ha solo 5 anni e per questo il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, che ne cura la gestione, fa di tutto per farla conoscere, per mostrare le sue bellezze e ricchezze. Da qui l'organizzazione di una festa annuale a tema naturalistico. A tenere banco oggi c'era il tema dell'acqua, il fiume Fella che scorre ai suoi piedi, Ria, Alba e Simon che la delimitano. Stefano Santi è il direttore del parco. Ed è una riserva soprattutto ricca di boschi, ci sono faggete eccezionali, infatti è anche riconosciuta come sito di importanza comunitaria dall'Unione Europea, ci sono molte presenze faunistiche, in maniera particolare il camoscio ma anche dei rapaci particolari, anche le specie floristiche sono molto ricche e anche dal punto di vista storico-culturale troviamo numerose testimonianze della vita rurale ma anche della Prima Guerra Mondiale. Intanto oggi le abbinate acqua e parco si sono concretizzate in una prima discesa in rafting del tratto di Fella che bagna la riserva, iniziativa con grandi potenzialità turistiche, mentre più affascinante è la discesa in canyoning della cascata della Spissande di Moggio, una delle più alte d'Europa, avventura mozzafiato con tuffo finale. E rimangono tutti i 3.000 ettari della riserva, ricca di peculiarità naturali, faunistiche e storiche. Tra queste l'antichissima pratica della resinazione, ce la spiega Stefano Di Bernardo della riserva. Serviva per estrarre la resina o la pece dalle piante di pino nero. Come si faceva? Praticamente con delle incisioni e con dei particolari attrezzi veniva inciso la corteccia e si aspettava e si attendeva che la resina colasse nell'apposito contenitore. Quali gli utilizzi della resina? Gli utilizzi della resina erano soprattutto per ricavarne, dopo cottura e distillazione, trementina e colofonia. E la colofonia che cos'è? La colofonia è il residuo fisso della resina, della distillazione, e veniva utilizzato per diversi usi, dagli usi per l'industria della carta a quella delle vernici e cosmesi.